Anche nel 2025 il Veneto si conferma protagonista nella cooperazione transfrontaliera, confermando la sua capacità progettuale e di collaborazione interregionale, con la partecipazione a 14 iniziative finanziate per oltre 11,8 milioni di euro nell'ambito dell'Interreg Italia-Austria. Questo è il risultato della qualità del nostro sistema territoriale e della capacità di costruire partenariati solidi e innovativi oltre confine. Nota importante è che queste sono risorse europee strategiche che generano sviluppo senza gravare sul bilancio regionale, ci ha confermato l'assessore alla cooperazione interregionale, Marco Zecchinato. Il bando regionale ha messo a disposizione 16,5 milioni di euro e ha visto la presentazione di 52 proposte progettuali, di cui 28 con capofila o partner veneti e 2 con la partecipazione del GECT Euregio senza confini, un livello di partecipazione che conferma la forte competitività del territorio veneto. Le proposte sono state valutate dal segretariato congiunto del programma con il supporto delle unità di coordinamento regionali. Tra queste, ben 14 di quelle approvate vedono il coinvolgimento diretto della Regione e di realtà venete in diversi casi anche in qualità di capofila, a conferma della nostra capacità di guidare processi complessi a livello europeo. I progetti affrontano sfide cruciali come il cambiamento climatico, la sostenibilità delle aree montane e l'innovazione. Interventi concreti che avranno ricadute dirette sui territori, migliorando la qualità della vita delle comunità locali e rafforzando la competitività delle imprese. La cooperazione transfrontaliera si conferma una leva strategica per affrontare insieme sfide globali come clima, mobilità e sviluppo sostenibile.